Benvenuti nei podcast di Intesa San Paolo On Air, un luogo dove vengono condivise idee, voci e soprattutto storie. Buon ascolto. Immaginate di accompagnare un amico a fare bungee jumping. Si tratta di una pratica sportiva in cui si viene legati ad un elastico molto forte e ci si lancia da un ponte. Mentre si cade in caduta libera, l'elastico si srotola fino alla sua massima lunghezza. In quel momento l'elastico è messo in tensione e questo rallenta la caduta fino a fermarla e invertire il movimento. In modo analogo, il Big Bang ha dato inizio al nostro universo, che ha cominciato ad espandersi. A frenare questa espansione vi è però l'attrazione gravitazionale tra oggetti con massa. Questa attrazione frena l'espansione e, se non entrasse in gioco nessun altro effetto, arresterebbe l'espansione dell'universo e ne invertirebbe il movimento. Eppure nel 1998 si è scoperto che il nostro universo non solo si sta espandendo, ma che questa espansione è in accelerazione. Tutti gli indizi puntano all'esistenza di una forma di energia di natura sconosciuta che permea tutto l'universo e che causa questa accelerazione dell'espansione. Questa forma di energia è stata battezzata energia oscura e secondo i più recenti esperimenti costituisce il 68% dell'universo. Cosa è l'energia oscura? Quando ha iniziato ad accelerare l'espansione? Continuerà per sempre o il suo effetto scemerà in futuro? L'energia oscura rappresenta uno dei più grandi misteri della natura e oggigiorno non abbiamo ancora le risposte a tutte queste domande. Tuttavia, la storia della sua scoperta e delle ricerche in corso per svelarne i misteri è tra le più affascinanti della scienza. Benvenuti a Oltre i confini del cosmo, il podcast che racconta alcuni dei più grandi misteri della natura, dalla materia oscura al Big Bang, dalla vita extraterrestre al futuro dell'universo, che vi porta mano nella mano in un viaggio nello spazio e nel tempo, per osservare il cosmo da nuovi punti di vista, per andare a caccia degli indizi di cui la scienza ha bisogno per espandere sempre di più la nostra comprensione del mondo. Io sono Simone Baroni, fisico e divulgatore scientifico, e oggi parliamo della componente più abbondante e più misteriosa dell'universo, l'energia oscura. A inizio Novecento si pensava che l'universo fosse statico, ovvero che non cambiasse nel tempo. Addirittura si pensava che la Via Lattea costituisse tutto l'universo, che non vi fosse nulla al di fuori della nostra galassia. Insomma, il concetto di un universo costituito da un gran numero di galassie non era ancora stato concepito. Così, quando Albert Einstein ha concluso il suo lavoro sulla relatività generale nel 1915 e ha capito che le sue equazioni di questa teoria potevano essere applicate all'universo nella sua interezza, è rimasto molto sorpreso dai risultati ottenuti dai calcoli. Le sue equazioni, infatti, indicavano che l'universo dovesse essere in evoluzione. In altre parole, secondo la teoria della relatività, l'universo doveva passare per una fase di espansione. Questa espansione avrebbe fatto allontanare la materia, diluendola in uno spazio sempre più grande, e allo stesso tempo la gravità avrebbe agito in direzione opposta, frenando questa espansione. Secondo i dati osservativi, d'altro canto, non vi erano tracce di questa espansione. Quindi Einstein decise di correggere le equazioni della relatività, aggiungendo un termine costante che bilanciasse l'effetto della gravità, descrivendo così un universo statico, che non si espande né si contrae. Questo termine aggiunto da Einstein fu chiamato costante cosmologica. In altri termini, Einstein diede priorità all'assenza di prove dell'espansione piuttosto che alle previsioni delle sue equazioni. Ma come disse Carl Sagan, l'assenza di prove non è una prova di assenza. Negli anni '20 del XX secolo, due scoperte sensazionali hanno cambiato la nostra concezione del cosmo. Dapprima nel 1925, l'astronomo Edwin Hubble e l'astronoma Henrietta Leavitt hanno scoperto che al di fuori della Via Lattea vi è un gran numero di altre galassie,
che ai tempi furono definite universi isola, utilizzando un termine coniato da Immanuel Kant nel XVIII secolo. Poco dopo, nel 1929, Hubble ha dimostrato che la maggior parte delle galassie si sta allontanando dalla Terra e che più una galassia è lontana da noi, più essa si allontana a velocità maggiore. Come si può interpretare questo risultato? Vi invito a eseguire il seguente esperimento. Prendete un palloncino gonfiabile e gonfiatelo leggermente. Disegnatevi un puntino che rappresenterà la Terra. Potete scrivere una T di fianco al punto. In seguito disegnate altri 2 punti, uno a un paio di centimetri dalla Terra e un altro a 5 centimetri dalla Terra. Questi altri 2 punti sono 2 galassie lontane. In seguito gonfiate il palloncino fino ad espanderlo sensibilmente. Qual è la distanza tra la Terra e le altre 2 galassie ora? Vedrete che se la prima galassia si è spostata per esempio di 2 centimetri, ovvero se ha raddoppiato la sua distanza dalla Terra, lo stesso avrà fatto la seconda galassia, ma la seconda avrà dunque percorso 5 centimetri mentre il palloncino si espandeva, ovvero la galassia più lontana si è allontanata dalla Terra a velocità maggiore. Cosa ci insegna questo semplice modello? Che i dati osservati da Hubble indicano che l'universo è in espansione, proprio come accade con il palloncino. Nell'esempio del palloncino, l'universo è costituito solo dalla superficie del palloncino, ovvero muoversi nell'universo vuol dire muoversi lungo la superficie del palloncino, mentre l'interno del palloncino non ha un corrispettivo nel mondo reale. Dunque, nel 1929 cade l'idea di un universo statico ed Einstein decide di rimuovere la costante cosmologica dalle sue equazioni, dichiarando che il suo inserimento era stato il suo più grande errore. A quel punto le equazioni della relatività generale erano tornate a descrivere un universo in evoluzione, proprio come i dati osservativi indicavano. Il bello di fare scienza è che si è disposti a cambiare opinione sulla natura e ad ammettere che le nostre convinzioni di oggi potrebbero essere smentite domani da nuovi risultati sperimentali. Certamente vi sono concetti ben assodati di cui abbiamo un buon livello di confidenza, ma quando si tratta di ricerca di punta, di quella ricerca che sta esplorando l'ignoto, allora le sorprese sono sempre in agguato. Ed è così che una scoperta strabiliante ha colto di sorpresa la comunità scientifica nel 1998, quando uno studio ha dimostrato che non solo l'universo si sta espandendo, ma che questa espansione sta accelerando. Come hanno potuto dimostrarlo? Osservando oggetti sempre più lontani nello spazio e misurando la velocità con cui si stanno allontanando da noi. Infatti, più osserviamo lontano nello spazio, più stiamo osservando indietro nel tempo, perché la luce ha impiegato più tempo a giungere fino a noi da quegli oggetti lontani. In altre parole, se osserviamo una galassia la cui luce è partita 8 miliardi di anni fa e giunge sulla Terra oggi, stiamo osservando come era quella galassia 8 miliardi di anni fa. Osservare lontano nello spazio è come una macchina del tempo. Quindi, da una parte, se osserviamo galassie piuttosto vicine alla nostra e ne misuriamo la velocità di allontanamento, abbiamo una misura del ritmo al quale l'universo si sta espandendo ora. D'altra parte, se in seguito osserviamo oggetti sempre più lontani, possiamo misurare se questo ritmo di espansione è sempre stato lo stesso o se è cambiato nel corso della storia dell'universo. Nel lavoro del 1998 e poi in uno ancora più sofisticato eseguito nel 2006, si sono utilizzate delle supernove di tipo 1A per la misura di distanze e velocità fino a 7 miliardi di anni luce dalla Terra. Una supernova di tipo 1A è un evento cataclismatico con una particolarità. Tutte le supernove 1A nell'universo emettono una quantità di luce e una potenza che seguono lo stesso schema. Questo vuol dire che noi sappiamo esattamente quale sarebbe la luminosità di una supernova 1A se si trovasse per esempio a un anno luce da noi. Quindi se osserviamo una supernova 1A nel cielo e la sua luce è più tenue, allora essa si trova a una distanza maggiore, distanza che possiamo calcolare facilmente. La velocità di allontanamento è invece misurata sfruttando l'effetto Doppler, ovvero il fatto che più un oggetto si allontana velocemente da noi, più la luce emessa da questo oggetto vira verso il rosso e l'infrarosso. Gli esperimenti del 1998 e del 2006 hanno dimostrato che 5 miliardi di anni fa
l'espansione dell'universo ha cominciato ad accelerare, ovvero che l'universo si sta espandendo ad un ritmo che non fa che aumentare. Questo ha portato fisici e fisiche non solo a ipotizzare l'esistenza di una forma di energia che sta causando questa accelerazione, ma anche a reintrodurre la costante cosmologica nell'equazione di Einstein, perché tale costante ora rappresenta questa energia, l'energia oscura. Nell'equazione di Einstein questo termine agisce in modo opposto alla gravità, introducendo una repulsione gravitazionale. A scuola ci hanno insegnato che la gravità è solo attrattiva. Ebbene, l'energia oscura agisce in modo opposto. Sia le misure effettuate con le supernove 1A, sia gli esperimenti di misura della massa dei cumuli di galassie, e incluso le osservazioni del fondo cosmico di radiazione, concordano sulla seguente composizione dell'universo. Il 68% dell'universo è costituito da energia oscura, che causa l'accelerazione dell'espansione dell'universo, grazie a un effetto di repulsione gravitazionale. Il 27% dell'universo è costituito da materia oscura, una forma di materia che non emette, né assorbe, né riflette luce, ma che agisce su altra materia attraverso la forza gravitazionale. Il restante 5% è costituito da materia ordinaria, ovvero quella materia di cui siamo fatti noi e tutto ciò che si trova sulla Terra, di cui sono fatti il Sole, le stelle, i pianeti. In altre parole, la materia è fatta di protoni, neutroni, elettroni e tutte le altre particelle del cosiddetto modello standard. La materia oscura e quella ordinaria si attirano l'una all'altra per gravità. Insomma, conosciamo di cosa è fatto solo il 5% dell'universo. Il restante 95% è costituito da materia oscura ed energia oscura. È come se finora ci fossimo allenati ad esplorare il cosmo su questo 5% ed ora la natura ci sfida a comprendere il rimanente 95%. Vi chiederete, come si produce una supernova 1A? Immaginate due stelle di piccola massa, simili al nostro Sole, in orbita l'una intorno all'altra. È come se invece di un Sole ne avessimo due, che danzano insieme, ognuno nell'orbita dell'altro. È una situazione molto frequente nel cosmo. Quando una delle due stelle arriva alla fine della sua vita, diviene una gigante rossa, e dopo aver espulso la maggior parte del suo contenuto, al centro rimane una nana bianca. Si tratta di una stella troppo piccola per effettuare reazioni di fusione e che lasciata da sola si spegnerebbe piano piano. Ma quando anche la seconda stella arriva alla fine della sua vita e diviene una gigante rossa, essa espelle gli strati esterni che cadono sulla nana bianca, aumentando la pressione interna della nana bianca e scatenando reazioni di fusione nucleare esplosive. Viene così espulsa una grande quantità di energia sotto forma di luce. Questa esplosione è detta supernova di tipo 1A. Più essa è luminosa, più tempo impiega a spegnersi, e tutte le supernove 1A si comportano allo stesso modo, seguono tutte questo schema. Quindi, quando ne osserviamo una nel cielo, basta misurare quanto tempo impiega a spegnersi e questo ci dice quanta potenza ha emesso. A sua volta, sapendo la luminosità dell'esplosione, possiamo calcolare la sua distanza. È come se avessimo una batteria di candele tutte uguali, che bruciano tutte con la stessa intensità. Questo ci dice quanto le vedremmo brillare se si trovassero, per esempio, a 1 metro da noi. Se una candela ci appare più tenue, vuol dire che si trova più lontano. Le supernove 1A sono infatti chiamate candele standard e consentono di misurare la distanza tra noi e galassie fino a miliardi di anni luce da noi. Vi sono ancora molte domande aperte sull'energia oscura, proprio perché si tratta di ricerca di punta. Da cosa è costituita l'energia oscura? Come si è formata? È una costante o può cambiare nel tempo? In futuro il suo effetto diminuirà o svanirà? Quale meccanismo ha fatto diventare l'energia oscura l'effetto dominante 5 miliardi di anni fa? Se l'energia oscura fosse costante, allora in futuro l'espansione dell'universo accelererebbe per un tempo infinito. La maggior parte delle galassie si allontanerebbero sempre di più dalla Via Lattea. Una possibile civiltà intelligente, alzando gli occhi al cielo, vedrebbe solo pochissime stelle, le stelle delle poche galassie intorno alla loro galassia.
Galassie vicine sono infatti legate grazie alla forza di gravità a formare i cosiddetti ammassi di galassie, e a meno che l'espansione non acceleri ulteriormente, la gravità manterrà gli ammassi legati, impedendo che si smembrino. L'energia oscura potrebbe però essere un fenomeno variabile. Il suo effetto potrebbe aumentare o diminuire nel tempo. Un'ipotesi plausibile è che l'energia oscura sia un campo, come il campo elettromagnetico o il campo di Higgs, che permea tutto l'universo. Questo campo, di natura ignota per ora, potrebbe ora trovarsi ad un'energia più alta della sua energia minima. Cosa significa? Immaginate di capovolgere una scodella e di appoggiarvi una biglia in cima, in bilico. La biglia ha un'energia potenziale alta, si dice, perché alla minima perturbazione questa energia è potenzialmente capace di farla rotolare giù dalla scodella. Allo stesso modo, l'energia oscura potrebbe essere un campo che si trova in una situazione di alta energia, in equilibrio instabile. Finché rimarrà a questa energia elevata, continuerà a far accelerare l'espansione dell'universo. Un giorno però, questo campo potrebbe ridiscendere al suo valore di energia più basso e l'effetto di accelerazione svanirebbe. Così come la biglia potrebbe rotolare giù dalla scodella, perturbata da qualche evento esterno. Se l'energia oscura dovesse decadere, l'accelerazione dell'espansione si arresterebbe e la gravità comincerebbe a frenare tale espansione. Non sappiamo cosa sia l'energia oscura, ma sappiamo che da essa dipende il futuro del nostro universo. Nel prossimo episodio della serie viaggeremo nel tempo, viaggeremo nel futuro per esplorare il destino dell'universo. Oltre i confini del cosmo è una serie podcast prodotta da Intesa San Paolo On Air, ideata e scritta da Simone Baroni con la cura editoriale di Roberta Messuti. Grazie per aver ascoltato i podcast di Intesa San Paolo On Air. Al prossimo episodio.